Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì sera, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Prima di spiegarvi questa trasmissione devo ricordarvi però lo switch off, adesso vedrete la grafica che ovviamente nei prossimi giorni i nostri canali televisivi verranno cambiati, non saremo più sul 12 ma saremo sul canale 19, vedete che nella città di Verona dal 9, poi nella città di Belluno, Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso dal 10, poi nella provincia di Trento dal canale 16 e dal canale 5, sempre in quei giorni lì, mentre in Friuli abbiamo già switchato, quindi non serve, però ricordatevelo che se non ci vedete più sul canale 12 dovete risintonizzare il televisore come anche tutti gli altri canali per via del nuovo digitale e ci troverete sul canale 19. Va bene, eccoci qui, allora è una puntata divisa in due parti. Nella prima abbiamo un candidato sindaco, un candidato che è anche tra l'altro un amico, una brava persona, quindi lo presento, Francesco Peghin, grazie di essere con noi Francesco. Grazie a voi. Ovviamente in questa trasmissione do sempre la professionalità, do da lei a tutti quelli che vengono, anche se ci conosciamo in maniera. Nella seconda parte invece avremo Ivo Tiberio, che è il primario di anestesia e terapia intensiva di Padova, che ci racconta questi 2 anni di Covid e come sono andati, l'abbiamo già visto, ne abbiamo parlato e quindi avremo modo di ripercorrere questi 2 anni che sono stati davvero intensi purtroppo e anche molto preoccupanti sotto tutti gli aspetti sanitari e anche economici. Come va Peghin? In generale va tutto bene? Molto bene, anche se ci sono le preoccupazioni per quello che sta succedendo purtroppo con la guerra e con l'energia, quindi ogni imprenditore è preoccupato in questo momento. In questa chiacchierata, Francesco, abbiamo messo il titolo ovviamente del suo slogan Serve adesso. Allora prima andiamo a vedere la scheda e andiamo a conoscere chi è Francesco Peghin. Vediamo la scheda. Sportivo e imprenditore, Francesco Peghin ama presentarsi così. Nasce il 19 luglio 1964 e da sempre vive a Padova. Frequenta il liceo scientifico e si laurea in economia aziendale all'Università di Venezia. Sposato con Alessia, è papà di Giovanni e Anna. È il presidente dell'azienda Blowterm, leader mondiale nel mercato dei forni di verniciatura per autoveicoli, che può contare su 450 collaboratori. Nel 2007 è stato eletto presidente di Confindustria Padova, che ha guidato per 4 anni mettendosi a disposizione delle imprese e della città, ma tra le avventure professionali sono da annoverare anche gli impegni con il Parco Scientifico Tecnologico Galilei, con la Fondazione Nord-Est e con il Museo della Medicina e della Salute. Negli anni non è mancato l'impegno sociale. Tra il 2011 e il 2013 è stato tra gli organizzatori di Run for Children, una manifestazione sportiva di raccolta fondi per la ricerca oncologica pediatrica. Ad accompagnarlo da sempre è la passione per lo sport, basket, tennis, arti marziali, ma soprattutto vela. Nel 1995 con Per Elisa, una piccola barca che portava il nome della sorella mancata, ha vinto il campionato del mondo, ma è stato anche vicepresidente del Calcio Padova dal 2010 al 2012 e poi le maratone, 5 quelle portate a termine, che dice rispecchiano il suo essere amante delle sfide e degli obiettivi difficili. Ora la sfida delle sfide, mettersi a disposizione della città nel modo più totalizzante possibile, candidandosi a sindaco per dare ai padovani una città alla loro altezza e all'altezza del futuro che meritano. La scheda è stata curata da Tennis Maran, tutto giusto Peghin, quello sì, che è direi stato detto in quella scheda? Beh, è una vita giovane ma intensa, insomma, sotto tutti gli aspetti sociali e anche sportivi. Sì, direi una vita dove ho vissuto varie vite in una sola, perché ho sempre amato abbinare alla mia attività professionale di imprenditore anche un impegno sociale per la città sotto vari aspetti che sono ben illustrati. Non sapevo che aveva fatto anche arti marziali, la vera, sì, perché io ricordo nelle prime trasmissioni di Rete Azzurra tanti anni fa ho avuto ospite lei col team di quell'imbarcazione che poi avevate vinto, però anche arti marziali. Sì, ho fatto Taekwondo, che è uno sport olimpico, quello è stato durante il periodo dell'università,
ed è stata un'esperienza molto, molto carina, perché mi piaceva il combattimento, mi piacevano le arti marziali. Hanno una filosofia dietro, ma anche una parte molto agonistica, sportiva, e quel periodo si concluse poi perché purtroppo fui operato di calcoli a cistifellea, quindi mi squartarono lo stomaco e quindi non ho più potuto fare. È meglio smettere. Francesco Peghin, perché, la prima domanda ovviamente che è anche abbastanza banale ma ovvia, perché candidarsi sindaco in questa città, che poi mi sembra è una candidatura fra imprenditori che hanno dato lavoro a delle persone, che hanno reso ricca la città, insomma, per quale motivo? Ma la passione per la mia città è una cosa che ha contraddistinto tutta la mia vita. Come dicevo poco fa, ho sempre abbinato all'attività imprenditoriale questa passione che ho fatto sotto varie forme, quindi quando mi è stata ventilata la possibilità di mettermi a disposizione per la città, ci ho pensato a lungo perché significa organizzarsi nella propria azienda, quindi avere dei collaboratori fidati che possano farmi stare tranquillo, ma anche la mia famiglia, quindi ho avuto un po' l'appoggio di tutti. Dopo aver verificato queste cose non ho potuto resistere al richiamo della città, perché poter fare qualcosa per la propria città penso sia la cosa più bella al mondo. Credo nella vita che è stato sempre il mio sogno, non ci sono riuscito, non ci riuscirò mai, però essere il primo cittadino di una città, insomma, dove sei nato, dove vivi, credo sia una delle più belle cose che uno possa fare, al di là poi di tutte le problematiche, perché è difficile accontentare tutti. Poi Padova è una città, la conosce benissimo, che si divide in due rapidamente, quindi universitaria, una città molto impegnativa sotto questo punto di vista, però il sindaco di Padova è una bella soddisfazione se uno ci arriva, Francesco. No, sì, infatti tantissimi amici, tra i miei amici più stretti, mi dicevano: ma sei matto, ma cosa hai fatto? Cioè, con tutti i problemi che ci sono ti prendi questa, tra virgolette, rogna. Ma io devo dire che questo non mi spaventa, perché appunto l'amore per la città passa sopra tutto quello che, diciamo, si mette prima, insomma. Sì, esatto. Perché poi il titolo serve adesso, la vostra campagna ovviamente di questa comunicazione con la città per candidarci, serve adesso? Cosa vorrebbe dire? Ma riflette un po' lo spirito di servizio, che è quello che di servizio al servizio della città, che è quello che ha sempre contraddistinto il mio modo di intendere il volontariato. Cioè, io ho fatto rappresentanza rappresentando le imprese, poi mi sono impegnato in centri studi, ricerche, poi nello sport con la maratona, quindi nell'organizzazione di eventi di quel tipo lì, e infine con il MUSMA, quindi con la cultura e i musei, ma sempre con lo spirito di servizio per la città, per puro volontariato. Quindi lo slogan della campagna vuole riflettere un po' questo. E anche il colore fucsia, che è un colore un po' di moda perché è il colore attuale, quindi i ragazzi giovani hanno quel colore come l'attualità. L'avete proprio preso per questo motivo? Ma il fucsia nasce proprio da Per Elisa, l'imbarcazione dedicata a mia sorella, con cui nel 1995 abbiamo vinto il campionato mondiale di vela, portando il primo titolo di questo sport a Padova. I giubbetti dell'equipaggio e i cuoricini che contraddistinguevano il colore della barca erano fucsia, e da lì è nata l'idea, perché il fucsia è il mio colore preferito oltretutto. Senta Francesco, poi ovviamente andiamo a parlare cosa non funziona su Padova, e la moglie, la famiglia cosa ha detto? La moglie ha detto così vai fuori sono più libera, oppure? Beh, insomma, è stato un lungo rifletterci per tutti, ma devo dire che quello che mi ha spinto poi a accettare questa sfida è stata proprio sentire la mia famiglia, non solo mia moglie, ma anche il mio figlio più grande e anche mia mamma. Ho sentito come la pensava, e i collaboratori mi hanno spinto a... I collaboratori, però la famiglia, parlo sì, nella famiglia. La famiglia l'ho sentita... Non è che ha detto, appunto, la moglie ha detto finalmente Francesco se ne va un po'. No, cioè, non sto scherzando ovviamente. No, perché diciamo, non avevo bisogno di intraprendere questa sfida, perché stavo vivendo un momento familiarmente molto felice. Ho una bambina di 4 anni che mi dà delle gioie incredibili,
e lo stesso, insomma, il mio lavoro mi piace, quindi proprio il fare questo è stata una cosa in cui prima ho sentito veramente se la cosa avrebbe creato ostacoli con la mia famiglia, ma nel momento in cui ho visto che era fattibile, era possibile, mi sono... Allora sono stati tutti contenti, diciamo, mettiamola così, perché anche il sindaco in carica attualmente ha avuto anche lui problemi, ovviamente doveva convincere la famiglia, perché ovviamente la famiglia è una parte importante della vita di ognuno di noi. Francesco, allora iniziamo adesso a parlare di Padova, allora iniziamo dalla sicurezza, iniziamo poi da tantissime altre cose, dalla viabilità, da quello che si sta costruendo qui a Padova. Da dove iniziamo? Iniziamo dove vuole lei? A carta bianca, iniziamo alla sicurezza, via. Perché ho visto che un po' ha detto che Padova è una città che ha bisogno di più sicurezza. Allora, prima di iniziare il discorso, le chiedo, qui dove è seduto lei è venuto sia il prefetto sia il questore in queste trasmissioni e sono loro i responsabili maggiori della sicurezza di una città. E loro mi hanno detto tutti e due, ma proprio in maniera, dopo la percezione, che Padova è una delle città più sicure che ci sono. E quindi non capisco se è vero oppure se non è vero quello che mi hanno detto sia il questore sia il prefetto. Ma io penso che le forze dell'ordine fanno la loro parte, vanno rispettate, io ho un profondo rispetto del prefetto, del questore, delle forze dell'ordine soprattutto, però devo dire che la sensazione di ciò che sta accadendo in città è che la sicurezza sia un tema forte, il tema forse più sentito dai cittadini, questo è stato riflesso anche in delle classifiche svolte da alcune testate, Sole 24 Ore, che guardava la qualità delle vite delle città italiane, in cui Padova risulta al primo posto per lo spaccio della droga. Sugli arresti però, sì. Cioè, che è un po' diverso da come viene raccontato. Era per dovere di informazione. Il tema della sicurezza è veramente forse il tema più sentito. Io andando in giro anche nello stesso centro storico, dove trovo anziani che mi fermano in questo momento, che mi hanno visto, mi hanno conosciuto e mi dicono faccia qualcosa per la sicurezza, perché qui è difficile la sera poter fare delle passeggiate, eccetera. Non ne parliamo in periferia. Io ho vissuto gran parte della mia vita all'Arcella e il tema dopo chiaramente non durante il giorno ma la sera è veramente complicato. Quindi bisognerebbe mettere più controlli alla sera? Io penso che un sindaco possa fare molto per la sicurezza. Sono critico riguardo al sindaco uscente, all'amministrazione uscente, perché affrontano il tema della sicurezza dicendo una cosa che riguarda le forze dell'ordine. E invece secondo me il sindaco può fare molto per la sicurezza, la polizia locale ha un compito quantomeno di prevenzione e di controllo che è altrettanto rilevante di quello che chiaramente le forze dell'ordine svolgono, e quindi penso che questo tema non possa essere ignorato o semplicemente con la parola va tutto bene, perché così non è, lo vediamo tutti i giorni, baby gang che... ma quelli lo sa che, mi scusi se la interrompo, Peghin, perché quelli io notavo anche ieri proprio qui a Noventa, in una Padova, che è un comune che ha un proprio sindaco, a Treviso, a Vicenza, a Milano, io lo so, adesso al di là delle responsabilità non voglio dare, però i ragazzi giovani o il Covid un po' li ha scombussolati o sono impazziti tutti perché si trovano dappertutto e si menano senza un motivo particolare. Ieri fresca nello parco a Noventa Padovana, sono entrati nel parco e si sono menati, cioè il sindaco in questo caso, lei che sindaco cosa può fare? Certamente non può dire i ragazzi sono stati chiusi in casa, lasciateli sfogare. Certo. Un sindaco ha il compito tramite la polizia locale di fare qualcosa in termini preventivi e con altri strumenti di prevenzione, ma soprattutto io credo che se la polizia locale fosse utilizzata in una maniera preventiva di controllo eccetera, qualcosa servirebbe. Sento per esempio anche i tassisti che si lamentano molto della situazione che c'è di notte, sembra che Padova sia poco pattugliata riguardo alla polizia locale, e quindi penso che ci sono varie adesso certo. Non entro specificamente, varie cose che un sindaco può fare tramite le ordinanze, l'utilizzo della polizia locale, ma ripeto, la sicurezza è un tema che non può essere ignorato, ma deve essere una priorità
assoluta per un sindaco. No, io le dicevo solo perché appunto quest'ora Certo. il prefetto mi ha detto Padova è una città dove siamo stati una delle più sicure, quindi le dico appunto la percezione che hanno chi dovrebbe avere la responsabilità, oltre al sindaco ovviamente, nel dare sicurezza ovviamente. Ma guardi, Padova è sicuramente è una città bellissima, la mia città io la amo, ha delle bellezze incredibili, però appare al 33esimo posto tra le città nazionali, capoluoghi di provincia. Dietro Padova c'è solo Rovigo e quindi in qualche modo in queste classifiche, che sono classifiche penso attendibili, qualcosa vuol dire che non funzioni e tra queste cose la sicurezza è messa al numero uno. Io guardo a un esempio che guardo anche un po' con invidia, se devo dire la verità, Verona. Verona è una città, secondo me, che non ha niente di meglio di Padova, è una città di una dimensione simile, qualche abitante in più, ma più o meno di una dimensione simile, come attrattive. Sì, l'arena, eccetera, però Padova non ha niente di meno perché abbiamo delle cose che... Però è molto discusso il sindaco di Verona, ha avuto quindi... No, io non il sindaco, sto dicendo, faccio un'analisi degli ultimi... Pensavo fosse la sicurezza su Verona. No, faccio un'analisi degli ultimi 20 anni. Verona innegabilmente negli ultimi 20-25 anni ha superato Padova per molte cose. Sulla sicurezza, Verona è una città più sicura di Padova. Sul turismo... Verona secondo me non ha niente di meglio di Padova, però è riuscita a venderlo meglio e turisticamente Verona è una piazza che appare nelle destinazioni internazionali, Padova non lo è ancora, quindi Padova, se una persona arriva a Padova si stupisce di quanto bella è Padova, dice ma io non lo sapevo, che ci sono queste piazze meravigliose, queste cose. Però i dati prima del Covid davano un aumento consistente sul turismo qui a Padova. Sì, ma indietro rispetto lasciando perdere Venezia, insomma, che ha delle caratteristiche rispetto a una città come Verona, che è paragonabile, siamo indietro anni luce. E quindi io penso che è bello, è bellissimo aver ottenuto l'Urbs Picta patrimonio dell'UNESCO, però questo deve servire a portare Padova a quel livello che gli spetta, che non è stato raggiunto in questi anni, parlo turisticamente. Senza per difendere, anche avevo questo maledetto Covid, sì, sicuramente. Che ci ha proprio scombussolato un po' il mio obiettivo è quello di portare Padova a diventare veramente una piazza turisticamente ai vertici, quello che gli spetta, perché Padova è una città che merita questo, è una città che può arrivare ad essere una destinazione turisticamente rilevanti nei circuiti europei, non semplicemente una città che anche i cittadini di Brescia, di Bergamo, quando vengono qui si stupiscono e scoprono che bella che è Padova. È vero, Padova, sono d'accordo. Penso che siamo assolutamente d'accordo che è molto bella. Allora abbiamo parlato un po' di sicurezza, ha già intrapreso ovviamente il fattore turismo. Ora andiamo sui manufatti di Padova, iniziamo dall'ospedale che dovrà essere costruito, ci auguriamo tutti. Guarda, io sono 30 anni che sento che questo benedetto ospedale dovrebbe essere costruito, ne ho visti tutti, come avrà visto anche lei, passaggi politici di tutte le parti. Adesso sembrerebbe, quantomeno sembrerebbe, io finché non lo vedo, però sembrerebbe che pediatria dovrebbe nascere a giorni, intendo nel giro di un paio d'anni, il nuovo ospedale dovrebbe essere nato. È d'accordo su questa scelta che è stata fatta, continuerà nel lavoro che è stato fatto come pensiero? Beh, assolutamente sì, lei sa che, no, forse non se lo ricorderà, io ho rappresentato le imprese negli anni tra il 2007 e il 2011 come presidente di Confindustria Padova e proprio alla fine del mio mandato lanciammo questo tema. Padova è la città, una delle eccellenze di Padova è la sanità, l'università di medicina, e lanciammo il tema è necessario il nuovo ospedale. Erano 15 anni fa, mi ricordo, questa come stimolo, fu anche visto come cosa parlano, gli imprenditori parlano dell'ospedale, invece io pensavo che fosse proprio
un tema, una cosa importantissima per Padova, perché quello può essere l'attrazione di risorse, cervelli, di far nascere attorno all'ospedale quel qualcosa che possa portare Padova ad essere una capitale di eccellenza della ricerca, qual era nei secoli passati. Quindi finalmente dopo 15 anni, 10 anni di dibattiti, di scelte, si è arrivati... Perché se mai posso, da cittadino di Padova, sono 30 anni più o meno che se ne parla di questo ospedale. In altre città del Veneto, tipo Mestre, anche lì ormai è diventato obsoleto quasi, però a Verona, a Treviso è stato rimodernato il vecchio, insomma sono stati... E Padova, porca miseria, mi scusi questa affermazione poco elegante, e qui ci sono le discussioni, è una parte politica. Adesso, al di là delle parti politiche, mi aiuti, finalmente quantomeno, inizialmente per merito di Bitonci, poi per merito di giornali, la firma è stata fatta, punto. Ma perché Padova è una città difficile sotto molte decisioni, secondo lei, che devono essere prese? Perché lei domani arriva sindaco, ha le idee chiarissime, avrà i progetti, però la burocrazia, non so che cosa, ma qui a Padova c'è qualcosa sotto tutti gli aspetti, culturali, sportivi, di cui non ne parliamo perché oggi non è il caso, però in tanti altri diventa tutto difficile. Si è fatto un'idea il perché? Ma a Padova è sempre stato tutto difficile. Negli ultimi 20-30 anni Padova ha subito... Abbiamo avuto tante parti politiche, centro, sinistra... Beh, diciamo che ci sono stati negli ultimi 30 anni, sì, 23 anni di centro-sinistra, 7 anni di centrodestra, quindi diciamo che... Più centro-sinistra, è vero. In qualche modo questo ha caratterizzato gli ultimi 30 anni. È innegabile che Padova ha subito un declino rispetto a altre aree del nord Italia, lasciando perdere di nuovo Verona, ma anche altre aree dell'Emilia Romagna, eccetera. E quindi penso che il compito di un sindaco sia molto non solamente guardare il giorno per giorno, l'esistente, che pure è una cosa importantissima, ma di guardare avanti, perché Padova deve riprendere quel posto che le compete. Quindi proseguirà, se ovviamente come Lauro diventerà sindaco, questo progetto sull'ospedale? Beh, il tema dell'ospedale è importantissimo, perché può essere quello che porta, diciamo, Padova a fare un salto di qualità, e quindi va fatto tutto quello che serve per facilitare la cosa, perché ci sono molti problemi nella zona, ci sono i binari della ferrovia San Lazzaro, cioè il fare il nuovo ospedale comporterà anche delle scelte importanti da fare in quartieri dove c'è una situazione del traffico complicata. Se sono onesto, da Bitonci al dopo, io parlo in questi 7 anni più o meno, insomma è stata un po' cambiata, è stato il centro congressi, per merito di uno o dell'altro, lei si sta riconcedendo che però Piazzale Boschetti, Leroy Merlin, è stato un po' rivoluzionato, ha battuto finalmente Via Anelli, ci sarà la nuova questura lì, c'è qualche idea da parte di entrambi di un progresso nella città, o sbaglio? Ma io ho visto una città molto statica in questi anni. Il centro congressi, ho letto l'altro giorno che verrà affittato agli studenti dell'università, mi sembra una cosa abbastanza suggestiva, nel senso che quello doveva essere un centro per portare a Padova importanti convegni, eccetera, a partire così mi sembra una cosa. Ma non così. È già stato, i primi convegni sono addirittura inaugurato il 7, ma ha detto aprile, all'8 c'è il primo convegno. Ho letto che verrà affittato per le lezioni degli studenti dell'università. Non è anche letto questo, quindi insomma sono rimasto stupito di questo, quindi penso sì, lì si è arrivati in un momento, anche questa del centro congressi, è una cosa che ha preso tantissimo tempo, adesso finalmente si è arrivati, ma perché ho detto centro congressi per dire tant'altro, l'ospedale, ovviamente Piazzale Boschetti, dove è stata l'idea inizialmente di Bitonci, tutto quello che si sta facendo su Padova, insomma tutto sommato mi sembra che dall'era Bitonci un po' è stato cambiato quella staticità che accennava lei prima. Io penso che la città abbia dormito abbastanza in questi 4-5 anni e che abbia bisogno di uno sprint in più, di una rinfrescatina. Può essere andato bene in questi 2 anni di Covid, tranquillità, ma adesso la città ha bisogno di quello sprint che è mancato innegabilmente in questi anni, bisogna
guardare un po' a come riportare Padova ai livelli che gli compete. Guardi, io prendo la faccenda di Urbs Picta e non può finire lì, nel senso che, dicevo, il turismo va promosso, non è sufficiente attaccarsi il bollino di patrimonio dell'UNESCO e dire che bravi che siamo, attaccare i manifesti di Urbs Picta ai padovani. I padovani sanno quanto bella è la nostra città, lo sanno già, bisogna andare a attaccare i manifesti in giro per il mondo, in giro per l'Europa, non qua a Padova. Ho visto anche in questi giorni, ieri, la pubblicità sul Mattino di Urbs Picta, ma ce la raccontiamo tra di noi, no? Bisogna fare questo salto di qualità. Sì, anche se ho letto che ci saranno dei soldi stanziati proprio per pubblicizzarla a livello europeo, appunto l'Urbs Picta di via discorrendo. Andiamo in pubblicità, poi tante cose da chiederle. A tra poco.